extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. So-and-so and a white fascist. Like they say, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Buongiorno Matteo, a te la linea. Grazie Sveva e buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui per Te la ridò io l'America, il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti. E cominciamo subito con una notizia molto importante, dato che se n'era parlata pure in Italia, per quanto riguarda l'insider trading per la politica, ma non solo, per gli addetti ai lavori, diciamo. Un insider trading che era esploso sia per quanto riguarda la borsa, gli investimenti in borsa, sia per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma Polymarket, e non solo, perché non è l'unica piattaforma per quanto riguarda i mercati e le previsioni dei mercati, quando in realtà Polymarket è semplicemente una piattaforma dove fare scommesse, gioco d'azzardo. Perché? Perché ad esempio ricorderete l'arresto di qualche settimana fa, del soldato che aveva scommesso proprio sulla cattura di Maduro, e lui faceva parte ad esempio della squadra speciale. Ecco, adesso finalmente si è arrivati a una legge che vieta a tutti gli addetti ai lavori di, perlomeno questo, di poter mettere in atto insider trading. Parliamo di Polymarket, in futuro forse ne parleremo più accuratamente, perché è una piattaforma che utilizza il proprio denaro anche per attirare ancora di più i disperati, i poveri, mettendo ad esempio in alcune zone di persone veramente in difficoltà negli Stati Uniti supermarket gratis, però con il volantino di Polymarket, dove si può scommettere qualunque cosa, anche ad esempio come inizia il discorso Donald Trump o come inizia il discorso Powell quando era presidente della Federal Reserve. Quindi parliamo di una situazione grave per quanto riguarda il gioco d'azzardo online, sempre legato anche al filo delle scorse puntate per quanto riguarda i giovani americani. Ma andando avanti con le notizie più interessanti per gli italiani, il Voting Rights Act è stato abolito dalla Corte Suprema. Attenzione, perché qui si parla di una misura che era stata inizialmente pensata proprio per i diritti civili, per quanto riguarda le minoranze, le etnie che avevano così bisogno di rappresentanza. D'altronde la rappresentanza è anche uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono nati, no taxation without representation, ma la narrativa che coinvolge questa votazione, questa decisione della Corte Suprema, che negli Stati Uniti attua come una sorta di Corte Costituzionale, ecco, la narrazione è che i diritti per le minoranze sono già morti, secondo tutti i commentatori politici di una certa parte, di un certo indirizzo, anche perché soprattutto si parla della ridistribuzione dei distretti per quanto riguarda le votazioni, il gerrymandering, che abbiamo visto anche più volte durante queste puntate, quanto sia una pratica purtroppo adoperata sia dai repubblicani sia dai democratici, una pratica che permette, secondo le misurazioni dei voti, per quanto riguarda anche il sapere quanto una zona vi è una votazione maggiore per quanto riguarda i repubblicani
o uno studio anche per quanto riguarda le minoranze o semplicemente anche i bianchi, il voto dei bianchi, dei caucasici, delle persone che originano dagli europei, per avere più voti. Ecco, questo a me non è mai sembrata una pratica giusta, anche corretta, anche perché è nata proprio con l'utilizzo di sfruttarla a proprio vantaggio e non per la rappresentazione che sarebbe servita. Ecco, invece questi Voting Right Acts, che servivano proprio per tutelare le minoranze, il voto delle etnie diverse, è anche molto interessante come vedremo adesso il Texas che tornerà quindi di nuovo a una ridistribuzione dei distretti che favoriva ad esempio i repubblicani, una Florida che ora vuole una nuova mappatura dei seggi, ma prima, quando la California utilizzava queste misure con Newsom, ma anche altri stati come l'Ohio, ne abbiamo parlato anche qui su Radio Libertà, non vi era questo clamore. Ecco, ovviamente l'obiettivo ogni volta è la presa di uno, due, tre o quattro, come ad esempio è successo, come succederà forse in Florida se il progetto venisse approvato, l'appropriazione da una parte politica all'altra, in questo caso dei repubblicani, per l'appropriazione anche dei seggi, 4 seggi democratici, voluta dal governatore De Santis, che ricorderete è stato anche uno dei candidati alla presidenza, ma per il Partito Repubblicano. Andando avanti con le notizie, avete sentito anche le dichiarazioni di Donald Trump per quanto riguarda Cuba, una Cuba che ovviamente è uno stato vicino agli Stati Uniti e quindi è sempre stato un oggetto di interesse, ha avuto sempre l'embargo una volta che Fidel Castro, i socialisti e i comunisti sono saliti al potere proprio a Cuba, una Cuba che con la caduta del Venezuela è ancora di più in difficoltà economica, ma non è nata ovviamente la difficoltà economica solo dalla cattura di Maduro, anzi, questo è quello che ovviamente sembra sempre poco citata come questione, una Cuba che, abbiamo riportato anche nelle scorse puntate, subiva addirittura blackout di 18 ore. Quindi non si parla del non aver, che comunque non è poco, non aver l'acqua calda per la doccia mattutina, ma non avere internet, non avere importanti utilizzi della corrente elettrica per 18 ore di fila. Parliamo di una Cuba che con Marco Rubio, il segretario di Stato, lui fa parte di una famiglia che origina proprio da quel paese, e Donald Trump in una cerimonia per premiare un ex parlamentare americano proprio di origini cubane, parla di come Cuba sia il prossimo obiettivo in cui si avrà l'utilizzo semplicemente, secondo Donald Trump, addirittura di una porta aerei per imporre i voleri degli Stati Uniti, anche perché Cuba, ricorderete in questo momento, ha un governo che non è direttamente controllato dalla famiglia Castro e che sta parlando con i rappresentanti statunitensi. Parliamo di una Cuba, tra l'altro, che secondo Donald Trump è un lavoro che deve essere portato a termine, ma in questo momento deve finire quello che sta accadendo in Iran. Ovviamente ci si lancia poi in riflessioni su quello che potrà essere il futuro, ma l'altra notizia molto molto importante per quanto riguarda ovviamente gli Stati Uniti, l'incontro fra il Re Carlo e Donald Trump, che ha portato anche una notizia curiosa, importante ovviamente però per gli inglesi, oltre a una distensione fra i due paesi, anche a
un divieto e a un'abolizione quindi dei dazi per quanto riguarda il whisky inglese con cui si è brindato in questo nuovo incontro. Un Re Carlo, tra l'altro, che in Parlamento ha parlato anche a favore della NATO e con un congresso, tra l'altro, che ha assistito anche a un Re Carlo che ha cercato anche di stendere gli anni per quanto riguarda la questione dell'Iran, che deve essere ovviamente finita il prima possibile. Parliamo tra l'altro di un Re Carlo che ha visitato a New York Mabdani, il nuovo sindaco socialista di New York, e Mabdani giustamente nella sua ovviamente grande attività politica ha chiesto a Re Carlo la restituzione di un diamante che i britannici avevano preso dall'India durante il periodo coloniale proprio agli indiani. Mabdani viene da una famiglia indiana di origine, un'istituzione che anche la stessa India ha chiesto nel corso degli anni, quindi Mabdani giustamente si occupa di questioni molto importanti per la popolazione locale newyorkese. Mabdani, tra l'altro, che la scorsa settimana non sono uscito ovviamente per motivi di tempo, ma ha dichiarato un buco di bilancio nella città di New York, lamentandosi delle passate amministrazioni, ovviamente si è accorto che la politica forse è anche un tirarsi su le maniche e non solo fare le interviste in metro o dopo le partite di basket per apparire più vicino ai propri elettori. Andando avanti poi con le notizie, parliamo di Brown University, un'università che purtroppo ha visto a dicembre, lo scorso dicembre, uno shooter all'interno della propria università. L'FBI ha fatto intendere che purtroppo questa persona soffriva ovviamente di problematiche dettate dalla salute mentale, ma la cosa più importante è che si è poco analizzato il colpevole è una persona di origini latine, e quindi decade anche lo stereotipo dello shooter, di chi assale purtroppo gli edifici scolastici solo, si pensava inizialmente fosse solo soprattutto di etnia bianca. Ovviamente questo non scusa tutti gli altri, ma fa intendere quanto in realtà la salute mentale sia precaria in questo momento negli Stati Uniti e quanto o si cerca di attentare alla vita del presidente o si pone fine alle vite di professori e studenti definite tra l'altro come vittime sacrificali e più che altro come un segnale, simboli di quello che è un sistema marcio, quello che era un sistema marcio secondo purtroppo lo shooter, tra l'altro, che ha ucciso anche un professore a casa propria. Parliamo, rimanendo sempre in tema universitario, anche la Stanford University è finita sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione Trump perché Donald Trump e la propria amministrazione ha cercato di porre fine a quelle pratiche che privilegiavano alcune minoranze. La ragione era per evitare la discriminazione, ma la problematica più grande è che ora nel 2026 si rischiava, secondo l'amministrazione Trump, poi ovviamente sono libero di volenteroso di ascoltare pareri diversi. In questo momento, secondo l'amministrazione Trump, discriminava proprio gli studenti a maggioranza di etnia bianca, quindi anche questa è una importantissima notizia, perché fa capire quanto gli Stati Uniti siano molto molto interessati, perlomeno l'amministrazione Trump, ma non solo, in realtà anche per quanto riguarda poi le varie amministrazioni, anche per quanto riguarda l'istruzione. Come ultime notizie proprio dalla Cina, gli Stati Uniti vogliono, perlomeno anche i democratici vogliono bandire
l'industria e il commercio delle auto elettriche provenienti proprio dalla Cina, quindi non i cattivi repubblicani, e le agenzie e la commissione per quanto riguarda la telecomunicazione americana ha dichiarato che i device, i dispositivi elettronici provenienti dalla Cina, che però sono ad uso e consumo degli Stati Uniti e degli americani, deve essere assolutamente testato non in Cina, ma all'interno dello Stato a stelle e strisce. Con quest'ultima notizia che sa ancora di guerra commerciale molto intensa fra i due paesi, vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui la prossima settimana su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America. Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa, un pessimo partito. Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi ha scritto in poco tempo e forse io mi sento che forse un po' ti penso. Dio che fastidio, però mi si ferma al battito. Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una